La Capitaneria della Guardia Costiera di Porto Empedocle ha condotto una costante attività di monitoraggio del litorale costiero ai fini di porre in essere un'azione di contrasto alla pesca abusiva del novellame di sarda, meglio conosciuto come bianchetto. Grazie quindi al senso civico dei cittadini che hanno fornito utili segnalazioni alla sala operativa della Guardia Costiera di Porto Empedocle, è stato possibile disporre l'uscita di una motovedetta e di un gommone, di una pattuglia a terra. Quindi in occasione di un intervento sono stati intercettati 3 natanti, uno dei quali aveva a bordo prodotto ittico e attrezzi vietati, il cosiddetto sciabicone. A carico del pescatore abusivo è stata elevata una sanzione di euro 2.200 per detenzione e uso di reti e attrezzi vietati. Ai conduttori degli altri 2 barche sono stati elevati differenti verbali amministrativi per mancanza dei prescritti documenti di bordo e detenzione di attrezzi da pesca non consentiti, con importi varianti da 1.000 a 130 euro. Un successo intervento nello stesso tratto di mare ha permesso l'intercettazione di un altro natante da diporto con un uomo intento a esercitare la pesca professionale senza dovuta licenza. Il pescato rinvenuto a bordo è stato quindi sequestrato unitamente alle reti. Al pescatore abusivo è stata elevata una sanzione di 1.000 euro per detenzione e uso in reti attrezzi professionali senza licenza. Quindi in corso di quest'ultimo fine settimana è stato operato un ulteriore intervento in collaborazione col dipendente ufficio di Sciacca e grazie all'impiego di un drone è stato possibile registrare un'attività di pesca illecita prima ancora che il trasgressore, avvisato dall'arrivo della motovedetta, provasse a darsi fuga abbandonando il costoso attrezzo in mare con la speranza di recuperarlo in un secondo momento. Nell'occasione l'attrezzo del valore di alcune migliaia di euro è stato sottratto definitivamente all'impiego illecito e il pescatore, in questo caso professionale, è stato sanzionato con l'elevazione di 3 contestazioni per un totale di 4.308 euro. Tutto il pescato posto sotto sequestro nel corso delle operazioni giudicato idoneo all'ispezione sanitaria è stato devoluto in beneficenza a enti caritatevoli. La Guardia Costiera quindi fa appello a tutti i cittadini a segnalare comportamenti illeciti dei quali sono testimoni nell'ambito della pesca abusiva al fine di contribuire a rendere sempre più efficace e pronta l'azione di intervento a tutela delle risorse del nostro prezioso ambiente marino.